Imperizia o tragica fatalità? Non è ancora chiarita la dinamica dell'incidente mortale accaduto stamane verso le 10 ad Angelo Bicego, un pensionato di 84 anni di Valdagno, che è stato travolto e schiacciato da questo albero che stava tagliando a qualche centinaio di metri dalla sua abitazione. L'uomo è morto sul colpo, inutili soccorsi che immediatamente erano scattati. L'elicottero che veniva, dopo che c'era come si chiama, la Croce Rossa che sigava che si passa su, e anche la protezione civile si passa su. A terra sono rimasti le fascine ordinate, tracce di un sapere antico che in questa zona del Parco della Lessigna conserva la memoria del trascorrere del tempo più lento, sincronizzato con il ciclo delle stagioni e dei lavori tradizionali. Angelo, con il fratello Danilo di 92 anni, erano gli esponenti dell'ultima generazione ancora in vita dei Biceghi, che hanno dato il nome all'intera contrada. Il sindaco li ricorda con affetto e commozione. Beh, la notizia triste è che un nostro concittadino, vittima di un infortunio di lavoro domestico, ovviamente non può che gettare nello sconforto non solo la sua famiglia, ma tutta la comunità. Un cittadino che era anche conosciuto nella zona, che anch'io conoscevo, quindi effettivamente non è una bella giornata, non inizia bene la giornata. Le indagini sono in corso, quindi non è possibile dire niente. Certo che nelle nostre zone collinari, nelle zone di montagna, molte sono le persone che un po' si adattano a fare dei lavori nel bosco, nei prati e quant'altro, e quindi i rischi ci sono, quindi bisognerebbe sempre stare attenti a quello che si fa. I familiari di Angelo, chiusi nel loro dolore, non hanno voluto rilasciare dichiarazioni. Quello che qui si respira è che con l'albero se ne sia andata anche una persona che amava profondamente questi luoghi. E questo qua è il cagnetto di Angelo, che era sempre sempre lì, se passavamo, se salutavamo, mi domandava da mia sorella, sono resta proprio male.